Eccoci qua amici telespettatori, naturalmente ritorniamo nella rubrica dei Cuori Solitari con la nostra quarta edizione e siamo al Bar Tucano, il famoso Bar Tucano, il centro di smistamento per cuori solitari. Questa sera naturalmente sono in compagnia del mio amico Vito, che lo chiamiamo subito. Vito! Arrivo. Alberto. Eccoci qua. Ciao. Vuoi salutare i telespettatori che già un bel pezzo che non ti vedo? Buonasera a tutti e bentornati alla nostra rubrica. Ciao dal Bar Tucano. Come è andata? Vito, perfetto, La Vito, stagione è andata bene. benissimo. Bentornati anche a voi. Siamo, come vedi, qui col nostro cuore solitario, per cui gli dobbiamo far fare naturalmente la Tanto vi registrazione. porto qualcosa da bere. Sì, io intanto voglio un caffè. Tu cosa vuoi? Io un caffè. Perfetto. Comodate, sto arrivando. Grazie. Allora, amici telespettatori, vi ripresento, perché ve l'ho già ripresentato diverse volte e questa sera ve lo ripresento di nuovo. Si chiama Antonino, ha 48 anni e viene da Trapani e cerca naturalmente la sua anima gemella. Ciao Antonino. Ciao. Allora Antonino, tu sei in cerca costantemente della tua anima gemella. Sì. Tu cerchi una donna. Sì. E come mai fino ad oggi, nonostante che tu abbia fatto tutti questi annunci da noi, non l'hai trovata? Come mai? Niente. Ma ti hanno telefonato però? Sì, mi hanno telefonato, mi hanno preso pure Quante volte? 6 volte. 6 volte. Mi hanno preso pure in giro. Poi ho capitato pure un maschio, un uomo. Pure. E che cosa è successo? Cioè, raccontaci. Fatto io ci ho detto uomo niente. Uomo niente. Non mi Cioè sento. questo maschio ti ha telefonato Sì. praticamente. E quando ti ha telefonato che cosa ti ha detto? Ha detto ne possiamo conoscere, ci ho detto io di no. E come l'hai capito che era un maschio? Dalla voce? Sì, Ce l'aveva da uomo proprio? E le parole precise praticamente che ti ha detto quali sono? ci dobbiamo conoscere, dobbiamo vedere, no, ci ho detto io no. È stato l'unico? Sì, Meno male. Perché tu cerchi solo donna, giusto? Sì. Chiariamo, amici telespettatori, cerca solo donne. Vabbè, parliamo di questa tua ragazza che saresti interessato a conoscere. Arriva il caffè, vabbè. Allora ci prendiamo il caffè e poi riprendiamo nuovamente il discorso. E tutto questo tempo, grazie, tutto questo tempo praticamente che cosa hai fatto? niente. 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 Cioè, sii più chiaro, definisci niente. Non finisco niente. Mm? Niente, non ho trovato niente. Niente. Nessuno. Cioè, ma in questa attesa, non lo so, ti sei dato da fare passeggiando, Sì, facendoti vedere? Sì, mi sono fatto vedere, poi uno mi ha preso pure in giro, mi ha fatto aspettare fino a Sì, vabbè, ma questo l'abbiamo detto. Dico, oltre a questo ti sei dato da fare, non so, passeggiando, Sì, facendoti vedere? Sì, fammi vedere, ma poi niente, nessuno. Niente. Vabbè. Vito, come al solito, fa dei bellissimi caffè. Amici telespettatori, bellissimi caffè. Vabbè, allora riprendiamo il discorso. Noi praticamente stavamo parlando della ragazza che tu saresti interessato a conoscere. Parliamo intanto dell'età. L'età, no, 41, 42, 43. Non mi interessa. Partiamo da una base, 43. dai 43 anni. Per finire Fino a 60 anni. fino a 60 anni. Quindi tu cerchi una donna dai 43 fino ai 60. Allora facciamo cifra tonda, dai 40 ai 60. Sei intenzionato, giusto? La vuoi che sia di Trapani o va bene anche nelle zone Poi siamo limitrofe? pure di qua di Trapani. Anche di Trapani. E se di fuori? Marsala, Marzara, Sala pure, adesso andiamo Santa Ninfa, non so. Adesso andiamo proprio con 9 figli, perché chi aveva i figli non abbiamo niente da fare. Esatto, quindi tu la vuoi completamente single? Sì. Sì. Che sia praticamente non sposata, chiariamo, non sposata, amiche telespettatrici. Sì. Poi dovrebbe lavorare questa donna? No, non c'è bisogno di lavorare. Non c'è bisogno. E come mai lavori tu? Sì, lavoro io. E allora tu, per quelle telespettatrici magari che ti stanno vedendo per la prima volta, perché potrebbe anche succedere, tu praticamente che lavoro fai? Io lavoro alla forestale e poi combatto con il fiore. Coi fiori? Sei pure fioraio? Sì, Fai il commercio di fiori? sì, E alla forestale lavori? alla forestale. Hai un buon stipendio? Uno stipendio fisso? Sì. Hai anche una dimora fissa? Come una dimora. Stai da solo? Sì, da solo. Da solo. Hai la casa solo? Ti puoi spostare? Sei motorizzato? Sì. La macchina ce La l'hai? macchina non sto prendendo la patente. Ti stai prendendo la patente, quindi non hai problemi sotto questo riguardo? No. Va bene. Parliamo ora dell'aspetto di questa persona che tu vai cercando. L'aspetto.
Aspetta, interessante come ne va. Interessante come ne va a fare. Come? Interessante una buttata non la voglio. Io ho detto l'aspetto fisico, come deve essere praticamente di faccia. Non mi interessa a me, interessante che Come non ti interessa? le facce non mi interessa. Cioè non ti interessa la faccia? Non mi interessa a me, il fisico non mi interessa. Cioè, sii più chiaro, cioè tu non vai guardando l'aspetto fisico, non ti interessa praticamente la donna di faccia come Non mi sia. interessa. Non mi interessa. E che cos'è praticamente che tu vai guardando che è importante per te in una donna? Che sia Sia donna. donna. Che sia femmina, che tu la vuoi che sia femmina. Sì. Uomo no, non ti No, piace. no, uomo no. Quindi noi giustamente, amiche telespettatrici, dobbiamo anche chiarire un punto di fatto, Sì. che Antonino è solamente in cerca di donne, non di uomini, giusto? Perché già è successo Ho capitato che- la prima volta. per cui tu naturalmente non ci vuoi più No. ripassare. Perfetto. Va bene, allora noi abbiamo chiarito che l'aspetto fisico non ti interessa. No. L'età abbiamo parlato dai 40 fino ai 60 anni, Sì. giusto? Se debba lavorare o no per te non ha importanza perché tu lavori, hai un bel lavoro, sei sistemato, sei motorizzato, esatto? E l'importante è che però sia completamente single, Sì. cioè praticamente la vuole libera, senza figli, senza che sia Senza. magari divorziata. Divorziata ti Divorziata, va va bene? bene. Va bene, anche se Senza- divorziata, però l'importante è che non abbia impegni per quanto riguarda I figli. i figli. Perfetto. Va bene Antonino, tu sai che la nostra trasmissione, occupandosi di cuori solitari, esatto, e facendoti tu vedere naturalmente dalle telespettatrici che in questo momento ti stanno guardando e devono decidere soprattutto se chiamarti oppure no, giusto? Che cos'è che tu, il loro onore, ci farai vedere? Come? Il loro onore, praticamente, tu che cosa vuoi fare questa sera? Voglio fare. Ma hai detto che tu praticamente vuoi ballare, Sì. perché tu sei bravo a ballare un certo tipo di ballo, Sì. Un ballo naturalmente degli anni 60, Sì. Che cantava chi? Tuca. Sì, dico Raffaella Carrà, giusto? Carrà. E tu praticamente ci vuoi ballare il ballo del Tuca Tuca, Sì. cantato da Raffaella Sì. Carrà. Ma sei bravo in questo ballo? Poco. Eh? Poco. Perfetto, allora noi ci godremo naturalmente la tua esibizione. Noi e soprattutto le telespettatrici che saranno interessate a chiamarti. Vabbè, amiche telespettatrici, ripeto, Antonino è qui. Antonino è qui, sta aspettando le vostre telefonate, perché Antonino si vuole sistemare, va cercando una ragazza dai 40 fino ai 60 anni. Aspetto fisico non importa, anche se è robustina la vuoi lo stesso. Sì, lo stesso. Parliamo di chili. Sì, io stesso. Parliamo di chili, dico anche se supera i 100, 105, 110, Sì, 120, stesso. fino a dove ci possiamo allargare per quanto riguarda peso? Non ti preoccupare, là. Anche 130? 130. 130 vabbè, e 140 pure? Pure. Ci mettiamo pure? Vabbè, allora, per quanto riguarda aspetto fisico, ripeto, Antonino non guarda assolutamente l'aspetto fisico, per cui anche una ragazza robusta, anche dai 140 kg, Antonino è interessato. L'importante praticamente è che ci sia la sostanza, e cioè che sia Troppo bene. Donna. donna. Per cui vi raccomando, amiche telespettatrici, per tutte quelle di voi che saranno interessate a contattare Antonino, un tipo davvero curioso, fantastico, che vi farà sicuramente scopisciare dal ridere, giusto? Dovranno contattarlo al suo numero telefonico che state vedendo in sovraimpressione. Vi raccomando, telefonate. E ora Antonino, in vostro onore, voglio dire, ci farà vedere questa bellissima esibizione di ballo del Tuca Tuca. Per cui, amiche telespettatrici, godiamoci l'esibizione di Antonino.
Bravissimo Antonino, sei stato veramente grande, soprattutto le mosse con cui hai fatto il tuca tuca, sei davvero bravo. E mentre che ti guardavo pensavo dov'è che tu avessi imparato, perché l'hai ballato in una maniera davvero spettacolare, è vero? È vero? Complimenti, va bene. Amiche telespettatrici, ripeto, per tutte quelle di voi che fossero interessate a conoscere Antonino, lo state vedendo, è qui, è praticamente un bel ragazzo, chiamiamolo ragazzo, un po' cresciutello, però è una brava persona, è in cerca della sua anima gemella, per cui amiche telespettatrici che sarete interessate dai 40, dico ai 60 anni, Antonino è qui, non guarda l'aspetto fisico, per cui telefonate perché Antonino è qua a vostra disposizione. Amiche telespettatrici, per la rubrica dei cuori solitari Alberto vi saluta e vi saluta naturalmente Ciao. insieme al Bar Tucano. Ciao ciao. Ciao, ciao.